qualcosa di misterioso, stavolta in Cina, in effetti, nella provincia, diciamo, di Shaanxi, un'area, diciamo, di 80 miglia quadrate che comprende la valle del Wei, l'altopiano di Loess. Quindi in questo villaggio improvvisamente ci stavano molte persone, in effetti migliaia di persone che improvvisamente in una sola notte sono scomparsi. Quindi hanno trovato, diciamo, tutto al loro posto quando hanno fatto questa scoperta. Quindi c'erano tavole apparecchiate, il cibo, prima colazione, cioè come una vita normale in effetti. Ancora più terrificante però è che, ciao, sì, sì, che 2 settimane prima parecchie persone del luogo avevano visto delle strane luci nel cielo, quindi si pensa che fossero UFO, quindi erano stati più volte visti questi strani, diciamo, bagliori nel cielo, e diciamo che molte persone avevano visto un oggetto rotante, diciamo, brillare sopra il villaggio. Quindi poi improvvisamente una bella notte, diciamo che, ciao Marcella, che in questo villaggio è scomparsa tutta la popolazione, cioè non ci sta nessuno più in effetti, erano migliaia di persone e purtroppo questa notizia si è saputa da poco, diciamo, in effetti già è successo qualche annetto fa e quindi diciamo, le forze militari facevano in codice questo incidente, lo chiamavano tipo incidente gatti notturni, quindi ciao pure a te Antonio, quindi era tipo una sorta di codice per dire che queste persone erano scomparse in questo villaggio, quindi era una cosa militare per far capire che improvvisamente erano scomparsi tutti gli abitanti del villaggio. Anche se ci sta un'altra teoria che diciamo sono stati tutti rapiti dagli UFO, come pure oppure sono stati presi dall'esercito, quindi sono tante le teorie che vengono fatte, però la più accreditata è quello che secondo, diciamo, diciamo quelli che hanno visto 2 settimane prima, questi UFO avrebbero rapito, diciamo, queste persone, perché le case sono tutte intatte, ci sono tutti i generi alimentari al loro posto, tavole apparecchiate, quindi non ci sta nulla di, come dire, se fosse stato l'esercito avrebbero usato forza, quindi entrando negli appartamenti si sarebbe visto casino, invece no, era tutto normale, tutto apparecchiato in senso buono, quindi facendo pure ipotesi che fosse stato un sequestro a livello militare, penso che facendo resistenza dopo in questo luogo si sarebbero visti comunque sedie per terra, penso, comunque non penso che se ne sarebbero andati così facilmente, si sarebbero opposti, diciamo, a questa cosa, quindi in effetti è più un'ipotesi che siano stati rapiti in effetti da persone non di questo pianeta, anche se un altro testimone ha notato un altro segno, diciamo, prima che succedeva tutto questo, perché poi questo qua è andato via da questo luogo perché era solo di passaggio da qui, e ha detto che era pieno di serpenti per terra, cosa che di solito lì, no Francesco, devo vedere, non lo so, dopo controllo ti dico, quindi hanno visto tutti questi rettili improvvisamente comparire dal nulla, quando poi questa zona non è, diciamo, non è frequentata, no frequentata, diciamo, non ci sono serpenti in questa zona, puoi trovarne uno, due, ma qua si parla di centinaia di serpenti che sono comparsi all'improvviso. Quindi diciamo anche questa cosa è strana. Questa persona che è un testimone in effetti stava in questo villaggio e stava di passaggio. Quindi quando è ritornato, che lui è un mercante, diciamo porta roba da mangiare, sta roba così, dopo mesi è ritornato lì e ha trovato tutto vuoto. Quindi diciamo che ha trovato tutte le tavole apparecchiate per bene, tutte, ma lui sapeva della storia che avevano visto gli UFO, non gli UFO, questi bagliori rotondi nel cielo, quindi
si presuppone fossero UFO, poi dobbiamo sempre vedere che cos'erano. E quindi lui aveva assistito, anzi aveva sentito le voci in paese di questi strani avvistamenti, di questi serpenti che improvvisamente sono arrivati senza un motivo. E poi giustamente per non far divulgare questa notizia, diciamo, le forze armate parlavano in codice in effetti dicendo incidente gatti notturni, quindi per non far capire che cosa stava succedendo, e hanno bloccato tutte le entrate e tutte le uscite, quindi già questo fa presupporre che non ci stia qualcosa di buono. Difatti dopo che questo signore ha divulgato la notizia, le forze dell'ordine della zona della Cina hanno chiuso questo villaggio, in effetti non si può né entrare né uscire. Quindi dopo questa notizia che questo signore è andato via giustamente a denunciare questo fatto che nel villaggio stava tutto perfetto, tutto bene, ma nessun abitante ci stava più. Improvvisamente è arrivata, diciamo, la forza dell'ordine cinese e nessuno entra e nessuno esce più da questo villaggio vuoto. Poi non ci sta nessuno, però nessuno può entrare. No, guarda, il villaggio aveva un nome strano, non te lo so dire, poi capace che lo trovo, perché non lo dicono. Allora, in effetti, questo villaggio sorgeva sulla catena montuosa di Kinling. Sì, Kinling, così è, in questa catena montuosa. È un villaggio di medie dimensioni, 1 migliaio di persone più o meno. È apparso anche nei social network cinesi, ha fatto molto scalpore, però poi è stato tutto insabbiato e non si è saputo più nulla, quindi poi è uscito ultimamente questa cosa un'altra volta, quindi avevano insabbiato tutto in effetti, come sempre, giustamente. Comunque ragazzi, come sempre, un mistero nel mistero, come sempre sono cose che si sa sempre dopo un sacco di tempo, perché torno a ripetere, non è una notizia di ora e di tanto tempo fa, però giustamente dopo tanto tempo si vengono a sapere tanti fatti che fino a poco tempo fa a noi erano sconosciuti, quindi questa notizia è stata presa proprio da un amatoriale russo, quindi ho dovuto fare la traduzione e di una persona, diciamo, su Facebook russo, che parlava di questa storia, di questo villaggio che è scomparso misteriosamente, quindi ho voluto raccontarla anche a voi come me l'ha raccontata lui, solo che ho dovuto fare un po' di traduzione perché il russo è un po' difficile, quindi quando faccio la traduzione non sempre combacia, però ci sono riuscito. Quindi in effetti questa zona sono scomparsi in una sola notte tutti quanti, quindi non si sa il perché, però è capitato. Quindi come sempre le guardie, come dico io, diciamo, difendono sempre i loro interessi, nascondono sempre le verità, anche se è brutta, però potevano dirla. Comunque ragazzi è un casino perché, ma a parte gli scherzi, scompa- sono scomparsi migliaia di persone, non uno. Quindi però le notizie, vedi, non le dicono, si vengono a sapere anni dopo. Grazie ragazzi, buon appetito anche a voi, spero vi sia piaciuta questa storia allucinante, un po' strana, però anche a me è piaciuta sentirla perché non l'avevo mai sentita sta cosa, quindi è una cosa nuova anche per me, quindi io sono appassionato poi di queste cose, quindi già sto pensando cosa può essere, cosa non può essere, però purtroppo gira e rigira, pure io devo pensare che sono stati UFO, cioè alieni, non posso pensare che sia stato qualche altra cosa, cioè una persona può scomparire, due, ma non un villaggio, quindi non è normale. Sì, tranquillamente, pure ho letto di questi famosi rettiliani, come li chiamano, lucertole, quindi potrebbe essere collegato a questi serpenti che hanno visto settimane prima in questo luogo, quindi possiamo anche dedurre
che sia questo alieno rettiliano, come si chiama, diciamo, sta forma, diciamo, se hanno visto serpenti prima, 2 settimane prima, tanti serpenti in queste zone dove non c'era, dove non ci stavano, possiamo pensare anche a un'invasione aliena di rettiliani, come dite voi, quindi ci può stare tranquillamente questa teoria, quindi hanno visto le luci, hanno visto questi serpenti strisciare in quantità enorme, sono scomparsi tutto il villaggio, quindi possiamo anche dire che questa invasione aliena è da parte degli alieni rettiliani. Quindi la teoria ci può stare al 100%, ci può anche stare, quindi non sarebbe insensata questa teoria. Ragazzi, buon appetito a tutti e come sempre stiamo accorti perché qualche volta dobbiamo fare attenzione anche a noi qua. E qua qualche volta ci svegliamo e ci prendono, quindi facciamo attenzione pure a noi. Grazie a tutti ragazzi, buon appetito e ci sentiamo al prossimo episodio, come dico io, oppure cosa strana. Il caldo come sempre sta martellando pure qua, quindi ci stiamo squagliando attualmente. Quindi neanche un po' di vento, ventilatore a tutta forza. Quindi ragazzi, buon appetito a tutti, buona giornata, ci sentiamo al prossimo video. Ciao, grazie a tutti.